Daniela sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi ci dedichiamo ad un piatto della tradizione italiana. Il piatto di oggi è cucuzziella e prevata, zucchette del prete, ricetta tipica napoletana. Per fare questa nostra zucchetta di prete, come si chiama a Napoli, in Campania, oppure come si chiama ai nostri posti, trombetta o zucca bianca, come la volete chiamare, la chiamate, ci serviranno 1 chilo di zucchetta per 4 persone, 15 pomodorini, questi sono in scatola ma vanno benissimo anche freschi ovviamente, 25 g di cipolla bianca o dorata, del basilico fresco, 30 g di pancetta tesa, pepe, sale, olio extravergine. Io la taglio per rendere più facile la pulizia e semplicemente me la gratto, quindi vi servirà un coltello con dei denti belli, insomma, grossi, in modo da grattarla bene. Una volta che l'abbiamo grattata tutta quanta, poi passeremo a pulirla e a levare eventuali semi. Insomma, è abbastanza semplice da fare, ma molti non la conoscono proprio come tipo di verdura e vi assicuro che è buonissima. Poi vi darò anche la ricetta chiaramente per cucinarla. Per adesso passiamo solo a pulirla e a tagliarla. Io l'ho finita di grattare una prima volta e adesso la sto rigrattando in modo da pulirla proprio bene, e ce le siamo pulite tutte quante, vedete, io l'ho fatta tutta quanta. Adesso cominciamo a tagliare in due e adesso vi faccio vedere, vedete, all'interno ci sono dei semi, noi dobbiamo cercare di non metterli ovviamente tutti, facciamo in questo modo e ci tagliamo i nostri dadini in questo modo. Ecco qui, vedete, qua ci sono i semi, io faccio così, levo e continuo così a tagliarmi i miei dadini, poi dopo la laveremo velocemente. Questa la lasciamo così. Diciamo che insomma è facile pulirla, un po' come si puliscono le melenzane, le zucchine quando hanno molti semi, ma più che altro le zucchine proprio. Ora che ho tagliato tutta la mia zucchetta, io ho messo anche il basilico, così lo lavo e molto velocemente, vedete, io l'ho messo con la pasta, non l'ho messo a bagno, ce le laviamo. Una volta che le abbiamo lavate, le lasciamo un po' popolare e nel frattempo ci facciamo la nostra pasta. Ho tagliato la mia cipolla e ho messo 4 cucchiai di olio e adesso ci metto anche un poco di acqua in modo che non bruci. La facciamo appassire e facciamo consumare tutta l'acqua. Appassita la cipolla, io ho aggiunto la pancetta tagliata a dadini e adesso la faccio rosolare un poco, poi aggiungeremo i nostri pomodorini. Ora che la pancetta è bella rosolata, ci aggiungiamo i nostri pomodorini, schiacciamoli un poco e adesso ci aggiungiamo anche un po' di sale. Dopo averli schiacciati facciamo cuocere per un poco, se serve ci aggiungiamo anche un po' di acqua.
E poi, ora che la nostra salsetta è bella consumata, aggiungiamo le nostre zucchette con il basilico, mettiamo un altro po' di sale, facciamo insaporire un poco. Ho messo un bicchiere di acqua, se vedete che è poca aggiungetecela, vedete deve essere quasi del tutto coperta, perché questa ci vorrà un po' di tempo per farla cuocere. E adesso copriamo, non copritela tutta, e la facciamo cuocere. Vi dirò. Ecco la nostra zucchetta pronta per essere servita. Io prima di spegnere ho messo il pepe e la servo con una spolverata di pecorino. Buon appetito a tutti!